Siamo in compagnia di Franco Morellato, scrittore, filosofo e organizzatore di manifestazioni culturali, e di Nicola Fiorino, che è responsabile dell'associazione culturale Respira la Cultura. Grazie per essere venuti nei nostri studi. Noi ci occuperemo di una mostra che presenteremo più avanti, però prima di tutto io direi che è il caso di approfondire, di spiegare un attimo che cos'è Respira la Cultura e qual è poi il ruolo che Respira la Cultura ha in questa circostanza, nella circostanza della mostra. Prego Fiorino. Grazie. Dunque, Respira la Cultura è un'aggregazione di associazioni. Io sono già un presidente di un'associazione, sono il presidente della Proloco di Palmanova e anche dell'Accademia Musicale Città di Palmanova. Mi sono preso anche questo onere, ma anche un onore, di organizzare e di guidare questa aggregazione di associazioni, appunto Respira la Cultura. Sono circa 15 associazioni di varia provenienza, da Udine, Cervignano, dalla Bassa... Quindi è una provenienza, diciamo, regionale? Regionale, okay. Assolutamente. Territori di Gorizia, Udine, Bassa Friulana essenzialmente. Quindi 15 associazioni che da circa 2 anni lavoriamo su un progetto che è il progetto Ossi-Zinner, la donna e l'artista. Come ci siamo messi assieme? Ci siamo messi assieme portando ogni associazione il proprio lavoro. La scuola di danza ha portato una coreografia, la scuola di musica delle canzoni, la scuola di teatro delle recitazioni, eccetera, eccetera. Quindi è stato un lavoro relativamente facile da questo punto di vista, perché ognuno ha portato il proprio. Il proprio. Ecco. Mi perdoni, come posso dire, è difficile mettere insieme associazioni differenti, coordinarle? Sì, certo. Non è facile, no? Non è facile, questa è stata la sfida più grande, assolutamente. Però credo, adesso modestamente, che ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, perché sabato saremo nella Sala Luttazzi, in Magazzino 26, a replicare per la 5ª volta lo spettacolo su Ossi-Zinner. Quindi una bella esperienza, un bel lavoro fatto. Abbiamo intenzione di farne ancora qualche altra di questa esperienza nel 2025, per poi cambiare registro e dedicarci a un altro grande progetto. I nostri progetti sono progetti multidisciplinari, corposi, molto corposi, perché musica, teatro, danza, pittura, lettura, esposizione di opere di Ossi. Insomma, è un lavoro molto complesso che ogni singola associazione da sola non sarebbe riuscita a fare. Ecco. Allora, parliamo, Morellato, di Ossi-Zinner. Chi era? Sì, allora Ossi-Zinner nasce a Vienna nel 1924, quindi alla fine dello sfascio di 4 imperi davanti ovviamente alla rivoluzione russa, davanti alla prima guerra mondiale, che poi toccherà anche la seconda guerra mondiale, quindi davanti a un cambiamento epocale come quello che sta avvenendo nei nostri giorni, ed è figlia di un ungherese che diventerà poi banchiere a Trieste. La madre è della nobiltà, appartiene alla nobiltà viennese, arrivano a Trieste in via Besenghi praticamente. Quindi qua vicino a noi in pratica. Sì, esattamente, dalla congregazione delle Suore di Sion, e diventerà con la sorella maestra. Poi la sorella diventerà insegnante di inglese all'interno delle scuole cittadine, mentre Ossi, sempre ribelle, diventerà invece artista a tutto tondo. E in quegli anni per una donna diventare artista a tutto tondo era come una sorta di rivoluzione, insomma. Tanto abbiamo anche delle immagini che direi che possono anche passare, perché documentano proprio... Intanto Ossi, che nome è? È un soprannome, Okay. Che gli dà il padre. Okay. Ci sono delle diverse teorie, lasciamo perdere. Lei si chiama Rosetta Zinner, okay. chiamata Ossi.
È un artista tutto tondo, nel senso che la troveremo con una serie di pittori che hanno caratterizzato il Novecento, tra cui per esempio Gio Pomodoro, che è appena scomparso, ce lo ricordiamo. Lei lavora con Gio Pomodoro, lavora con De Chirico, lavora con Fontana, il quale risiede tra l'altro una trentina di giorni all'interno della struttura che ha creato con Federico Righi, pittore notissimo di Trieste, a Saciletto di Ruda, dove praticamente fonda il Centro Internazionale di Arti Grafiche. Diciamo che lei comincia con lo scultore Mascherini, che Marcello Mascherini evidentemente è un nome molto importante nella nostra realtà regionale, e con Righi, ma poi incontra tutta questa serie di personaggi che porta anche all'interno di questa villa Antonini Belgrado, che io vorrei ricordare perché appartengo a un'associazione che appunto si occupa di aiutare questa villa a ritornare grande come era un'epoca, la villa degli Antonini praticamente, di cui appunto noi abbiamo un libro a cura di Carneluti, Bergamini e Frangipane che trovate praticamente all'interno delle... Prego. Ok, abbiamo visto delle immagini che riguardano che cosa? Lo spettacolo che si andrà, insomma, o parte dello spettacolo e parte anche di altri interventi di Respira la Cultura. Se non ho capito. Sono foto che riguardano i 4 eventi trascorsi, Villa Trigatti, Teatro Modena Palmanova, Teatro Pasolini a Cervignano e la sala parrocchiale a Sevegliano di Bagnari e Arsa. Quindi sono foto che testimoniano quelle associazioni che dicevo prima, cosa hanno fatto sul palco dei vari teatri o sale. Ecco, sempre nel nome della Zinner? Sempre. Ecco, perché è meno conosciuta di quanto merita? Chi mi risponde? Questa è una bella domanda, e forse è la domanda migliore. Prego il professor Morellato. Diciamo che io l'ho studiata molto approfonditamente, i risultati sono nei miei 2 libri praticamente, che danno appunto contezza della situazione. Lei era molto schiva, era una sognatrice, voleva ritornare all'epoca della nobiltà, perché lei con la nobiltà ovviamente aveva le sue prebende, il padre era un importantissimo personaggio dell'impero asburgico, per cui vuole ritornare nel passato, dedica la sua vita all'arte e al recupero della nobiltà, della cultura che avevano i nobili, per cui non si riconosce nelle nuove strutture, nelle nuove politiche che effettivamente la mettono all'angolo. Questo dunque spiega appunto la disattenzione nei suoi riguardi. Come siete arrivati voi alla Zinner come Respira la Cultura? Chi vi ha... Sì, anche questa grazie per la domanda molto precisa. Siamo arrivati perché appunto mettendoci assieme 15 associazioni non sapevamo cosa fare, cosa facciamo. L'idea iniziale, che era quella di occuparci della villa Antonini in Belgrado, di Saciletto, era un'idea un po' troppo impegnativa, perché noi non siamo architetti, non siamo gente del mestiere, quindi chi abitava in quella villa? Ossi, e allora andiamo a scovare questa Ossi, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, e da qui è venuto fuori un ginepraio di opere, di storie, e da lì è nata lo spettacolo. Ecco. Allora, intanto vediamo anche alcune delle opere che testimoniano appunto la perizia e il valore della Zinner come... Prego. È passata un'immagine della sala principale della Lauro, e qui abbiamo un giardino di cui lei ovviamente si occupava, ha proposto in tutti gli stati, aveva 5 lingue, conosceva e girava continuamente in tutto il mondo, per cui avevamo piscine a Miami Beach, qui in Europa lei proponeva delle piazze che poi sono state realizzate,
lavorava per le navi a stretto contatto con queste persone e non voleva neanche mettere nome. Nell'archivio Mascherini, per esempio, noi non abbiamo i manifesti in quale manca il suo nome, che pure praticamente testimoniato dall'immagine di quella scultura che avete visto nella nave. Era, sto facendo un po' mente locale mentre stiamo parlando, da un punto di vista, allora, diciamo che l'impostazione forse era, diciamo, conservatrice, ma uso questo termine Esatto. in maniera Sì, forse, perfetto. forse anche impropria, ma comunque l'impostazione era conservatrice, però mi pare di capire che lei comunque percorre cioè compie tutto quel percorso che parecchie artiste anche della nostra zona avevano a loro volta percorso, perché insomma, se vogliamo, Certo. anche questa attività, diciamo, di arte applicata che eventualmente lei aveva percorso, la mette abbastanza in una, come posso dire, in una prospettiva, sì, e anche in compagnia, mettiamola così, di parecchi artisti del suo tempo, eccetera. Se c'è questo conservatorismo, diciamo così, di impostazione, chiamiamolo così, Sì. da un punto di vista più prettamente artistico, dove va a guardare? Perché abbiamo visto dalle immagini che lì non c'è conservatorismo. Certo, diciamo che le mode sono sempre così, il volto, la maschera che i vari personaggi si mettono. Se noi parliamo della politica di oggi, ovviamente c'è un mascheramento, proprio perché c'è il bisogno di convincere la massa ad appoggiare la grande politica. Quindi anche lei si struttura nei gruppi diciamo che hanno questa visione progressista, pur avendo appunto questa posizione. Ricordiamoci che qui a Trieste, per esempio, c'è una piazza dedicata a Giotti, Virgilio Giotti, Sì. che è un suo amico, un amico intimo. Loro passavano le giornate, praticamente le serate in particolare, nelle osterie qui del Carso, discutendo appunto di pittura e di fisica, e proprio nella fisica noi entreremo con lo spettacolo a ricordare un nome eccellente che è appunto Einstein, perché lei amava disegnare queste idee incredibili che all'epoca ovviamente rimbalzavano nella cultura, e ovviamente nel suo centro, dove aveva parecchi fisici che chiacchieravano con lei e gli raccontavano appunto queste teorie innovative che sembravano in qualche modo portare l'uomo verso mondi molto migliori di quelli che vediamo oggi con le guerre. Questo è un argomento, fra l'altro, che tristemente torna a caratterizzare anche la vita culturale del nostro paese, questa attenzione alle guerre e ai conflitti. Speravamo di essercene liberati, ma insomma. Lei ha accennato, ci avviamo verso la conclusione, lei ha accennato a un ulteriore progetto che riguarda Respira la cultura. Adesso io non vorrei farle scoprire troppe carte, certo, perché poi io, essendo anche molto, come dire, scaramantico, eccetera, quindi può anche non rispondermi. Verso chi vi dirigerete come prossimo progetto? È un'idea appena abbozzata, dove diciamo, la maggioranza di queste associazioni, alla domanda cosa faremo domani, probabilmente ci dedicheremo al disagio mentale, diciamo. Ecco. Quindi Quindi un tema molto, sì, molto sentito, giovani, tra i giovani soprattutto, e quindi anche difficile, ma lì abbiamo tempo per impegnarci e produrre uno spettacolo che sia all'altezza di questo. Tra l'altro come posso dire, sublimare non è esatto, ma comunque tradurre in spettacolo la vita di un artista o anche determinati fermenti, eccetera, credo sia abbastanza curioso e alla fine ripaga. Certo. Certo.
la sceneggiatura che io ho creato per questo spettacolo mette in campo in maniera molto semplice le idee che sono tipiche della pittrice. Come dice Nicola Fiorino, effettivamente noi che abbiamo una certa età, una certa cultura, dobbiamo occuparsi di giovani, cioè i nostri giovani, praticamente dove andranno a finire, che cosa piace ai giovani e quali problemi hanno, troveranno questi sono i temi. Questo è un argomento interessantissimo e pieno cambia molto effettivamente, anche una decina d'anni di differenza determinano due personalità completamente diverse. Certo. Io do ancora l'appuntamento che non l'abbiamo soltanto accennato, è per dopodomani, per sabato, no? Sabato alle 20:30 nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 all'interno delle manifestazioni, una luce sempre viva della Sala Luttazzi, Ossip Zinner, la donna e l'artista, serata a teatro con le sue arti. Io ringrazio Franco Morellato che è l'organizzatore del tutto e Nicola Fiorino che è il responsabile dell'associazione Respira la Cultura che è alla base poi di questa operazione. Buon lavoro ad entrambi e grazie per essere stati con noi. Grazie tanto. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora una volta con la cronaca, ma con la cronaca politica, perché c'è stato un dibattito ancora anche questa mattina in Consiglio regionale. Sapete che si sta discutendo della mozione della maggioranza. Laura Buccarella è, devo dire la verità, appena tornata e quindi vediamo quello che ci ha portato dal Consiglio regionale di questa mattina. Bocciato l'emendamento leghista sul terzo mandato dei governatori in Commissione Affari Costituzionali al Senato, un tema che infiamma il dibattito anche in Friuli Venezia Giulia, indicato come il vero casus belli da parte dell'opposizione, negato invece dalla maggioranza che dopo la crisi sembra ricompattata sulla mozione presentata ieri in aula. È una vicenda particolarissima che non mette una pietra tombale sul terzo mandato. C'è stato un emendamento improvviso da parte del partito della Lega. Forza Italia ha annunciato la propria contrarietà, a quel punto Fratelli d'Italia ha annunciato che se non vi era accordo con gli alleati non poteva a quel punto sostenere questa che era comunque una piccola forzatura. E quindi resta comunque aperto il tavolo del centrodestra, perché nel centrodestra nessun tema è tabù. Insomma, allora possiamo ribadire di nuovo, come ho detto ieri, la mozione di ieri era tanto rumore per nulla e il presidente Fedriga, quando ieri ha detto ma nessuno di noi ha mai parlato del terzo mandato, io non ho mai parlato del terzo mandato, ma insomma ci stiamo veramente prendendo in giro. Sappiamo perfettamente che tutti questi mesi sono stati congelati anche per questo motivo, anche perché stiamo arrivando vicini allo scordinamento dei 2 anni e mezzo. Noi abbiamo sempre posto questo problema perché siamo per la libertà di scelta, per la libertà di scelta dei cittadini, cioè i cittadini devono poter scegliere, devono poter anche scegliere e magari confermare se lo vogliono o meno anche senza scelta al ribasso. Dopodiché credo che il dibattito e il ragionamento con le forze politiche può essere ancora aperto e voglio ricordare che noi possiamo come Regione a Statuto Speciale aspettare la sentenza della Corte Costituzionale sul Trentino. Ho la sensazione che l'emendamento della Lega fosse una delle tante finte di Matteo Salvini per rassicurare i presidenti di regione interessati, ma senza in realtà alcuna insistenza, perché è chiaro che se uno vuole portare a casa l'obiettivo raggiunge l'accordo politico, non va a presentare a scatola chiusa un emendamento. Quindi direi che la situazione è semplicemente ancora una situazione di stallo all'interno della maggioranza, vedremo cosa ne verrà fuori.
Questo è uno degli argomenti che sarà al centro della puntata di Ring in programma questa sera a partire dalle 21:10 circa. Gli ospiti saranno Serena Pellegrino di AVS, Mauro Di Bert della lista Fedriga, Igor Treleani di Fratelli d'Italia, Massimiliano Pozzo del PD. Questo è il sondaggio. Dalla crisi alla mozione, ora la giunta Fedriga è più forte, 0422 16 26 691, se pensate che sia in realtà più debole, 0422 16 26 690. Poi ci sarà spazio anche al caso Resinovic con Gianluca Paladini, Giampaolo Sarti e Nicolò Giraldi. Passiamo adesso alla cronaca. Ci sono stati momenti di tensione a Barcola. Un uomo è stato visto con un cacciavite conficcato nel petto mentre si allontanava in auto dopo una lite. Chissà se guidava. Sul posto carabinieri e 118. Indagini in corso. Una scena inquietante quella segnalata nella serata di mercoledì 25 giugno sul lungomare di Barcola. Un uomo, descritto come probabilmente di origine medio orientale, è stato visto con un cacciavite conficcato nel petto nei pressi del Nono Topolino. Nonostante la ferita, l'uomo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un'utilitaria insieme ad altre 3 persone. La segnalazione è partita da un passante che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Eurisina e della stazione di Miramare, oltre a un'ambulanza del 118. All'arrivo dei soccorsi, alcune persone risultate presumibilmente coinvolte nella lite erano ancora presenti sul posto. Una di loro ha riportato una ferita lieve compatibile con un'aggressione. I sanitari hanno contattato il pronto soccorso degli ospedali di Cattinare e Monfalcone per verificare l'eventuale arrivo del soggetto ferito più gravemente. Nel frattempo i militari hanno raccolto testimonianze tra i presenti, i quali parlavano di una lite scoppiata per futili motivi, negando però l'uso di armi improprie come un cacciavite. Sull'episodio indaga ora la magistratura. Il pubblico ministero di turno è stato informato, così come il personale dirigenziale dell'Arma. Al momento non risultano arresti, ma l'identificazione del ferito e il chiarimento della dinamica restano al centro dell'attenzione investigativa. Un cittadino rumeno di 35 anni, ricercato per vari reati, è stato arrestato dai carabinieri a Monrupino durante un controllo notturno al confine. L'uomo, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova, è stato portato al carcere del Coroneo. Un cittadino rumeno di 35 anni, destinatario di un ordine di carcerazione, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo notturno a Monrupino, nei pressi del confine. L'uomo, che viaggiava a bordo di un'auto in ingresso sul territorio nazionale, è stato fermato dai militari della stazione di Villa Opicina nell'ambito dei controlli stradali disposti dal comando provinciale di Trieste. Dagli accertamenti è emerso che sul suo conto pendeva un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. Deve scontare 1 anno, 1 mese e 13 giorni di carcere per reati commessi tra il 2008 e il 2019, tra cui furto, guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Trieste per l'esecuzione della pena. I controlli lungo le principali arterie della provincia e nelle aree di confine continueranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza del territorio. Sfrecciava a 40 all'ora senza pedalare, ma non era in bici. Fermata a Barcola dalla polizia locale una e-bike modificata, scatta perciò una maxi multa da 1.200 euro e il sequestro del mezzo. Sfrecciava nel lungomare di Barcola a 40 km/h senza nemmeno toccare i pedali, un comportamento anomalo che non è sfuggito a una pattuglia del reparto motorizzato della Polizia Locale di Trieste in servizio sabato mattina 21 giugno. L'attenzione degli agenti è stata attirata da una bicicletta elettrica che per oltre 1 chilometro procedeva a velocità sostenuta in modo completamente autonomo, senza alcuno sforzo da parte del conducente. Il controllo ha fatto presto chiarezza, si trattava di un mezzo truccato e non conforme alle caratteristiche previste dal codice della strada per i velocipedi a pedalata assistita. Secondo l'articolo 50 del codice, infatti, le e-bike devono essere dotate di un motore elettrico ausiliario con potenza massima di 0,25 kW che si disattiva al superamento dei 25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare. È ammessa la presenza di un pulsante per la partenza assistita, ma solo fino a una velocità di 6 km/h. Nel caso specifico la bicicletta era invece dotata di un acceleratore di velocità sulla manopola, non si fermava al raggiungimento dei 25 km/h e viaggiava autonomamente ben oltre i limiti imposti dalla legge. In altre parole, si trattava a tutti gli effetti di un ciclomotore mascherato da bici elettrica. Il risultato è
stata una sanzione salata, quasi 1.200 euro di multa, fermo amministrativo e sequestro del mezzo, in base agli articoli 97 e 50 del codice della strada. La conducente inoltre avrebbe dovuto indossare il casco e circolare con assicurazione, targa e certificato di circolazione. La polizia locale coglie l'occasione per lanciare un monito ai cittadini, prestare la massima attenzione nell'acquisto di biciclette elettriche e verificarne attentamente le caratteristiche tecniche. La sicurezza sulle strade dipende anche dal rispetto delle regole e dalla consapevolezza dei rischi connessi a un uso scorretto di questi mezzi. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Abbiamo in linea l'ispettore Schillani, che saluto. Buongiorno ispettore, e al quale però cedo subito la linea per i consueti aggiornamenti per quanto riguarda traffico e viabilità. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Mattinata molto impegnativa da parte nostra, numerose richieste e segnalazioni qui in sala operativa. Per fortuna non incidenti alcuni, ma di piccole entità, però traffico e molte richieste. Per quanto riguarda le zone critiche, siamo sempre in Viale Miramare, attesa Ceda San Mare. Per fortuna lo scavo è stato riempito, ultimato, stanno asfaltando, quindi speriamo nel pomeriggio che venga ultimata l'asfaltatura e già da questo pomeriggio poter riaprire regolarmente la viabilità, quindi consentire il transito in entrambi i sensi di marcia, quindi per il weekend già da domani, quindi dovrebbe essere transito regolare in Viale Miramare. Problema però che si proporrà di nuovo il lunedì 30 perché si avrà un analogo scavo sempre per un problema alla rete idrica. Questa volta siamo in strada costiera all'altezza del chilometro 142+700, quindi siamo tra la Tenda Rossa e la discesa che scende da Santa Croce. Anche qui verrà fatto uno scavo con senso unico alternato in orario diurno, regolato da movieri o da semaforo. Va da sé che anche qui si creeranno delle code e dei rallentamenti. Per quale la situazione attuale, traffico abbastanza scarso al momento, si è normalizzato. Abbiamo un problema in via Rossetti, un autorticolato che si è incastrato contromano. Siamo sul posto, a breve dovremmo riuscire a ripristinare anche qui la regolare viabilità lungo la via Rossetti, dove si erano creati dei rallentamenti. Per quanto riguarda i lavori, ho due segnalazioni. Ieri è stata chiusa la via di Montebello tra il civico 22 e 24, purtroppo c'è un muro pericolante e quindi su disposizione dei vigili del fuoco la strada è stata chiusa, quindi per i residenti per accedervi devono accedere dalle due parti, a monte o a valle, per arrivare, quindi non si riesce a percorrere tutta la via di Montebello. Inoltre questa mattina è stata chiusa anche la via Vignole, altezza civico 9, un scavo urgente a Cegas, e qui siamo tra via Buonarroti e via Chiadino. Questo può interessare i residenti. Sia questo pomeriggio che domani mattina arriveranno dei mezzi di grosse dimensioni per la stazione ferrovia dello Stato, quindi avremo dei rallentamenti sul viale Miramare, saremo sul posto, non dovrebbe creare particolari intasamenti. E ultima cosa, ricordo le rive sono riaperte, quindi l'area riaperta nel senso l'area di sosta è di nuovo consentita, però verrà richiusa domani, e domani sempre l'IVA invece in questo caso nel transito veicolare e anche pedonale verranno chiuse dalle 17 alle 24 per il concerto che si terrà sulla nave Palinuro. Quindi ricordo che da Tommaseo a Mercato Veicoli 17 alle 24 non sarà consentito il transito veicolare. Ultime cose, ricordo sempre il TRIS che le deviazioni, la modifica di viabilità in zona Marchesetti, la segnaletica notturna in varie zone città, fare attenzione ai cantieri operai. Altre cose non ci sono e quindi restituirei la linea. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. E adesso invece occupiamoci di SIOT, perché SIOT ha chiuso il 2024 con un utile di 2.900.000 euro e ha nominato Alessandro Gorla nuovo presidente ed amministratore delegato. In crescita il trasporto di greggio, investimenti raddoppiati, nessun infortunio sul lavoro. L'Assemblea dei soci di SIOT, Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino, ha approvato il bilancio 2024 che si è chiuso con un utile netto di 2,9 milioni di euro. Contestualmente è stato nominato il nuovo presidente e amministratore delegato. Si tratta dell'ingegnere Alessandro Gorla, che dal 1 luglio assumerà anche il ruolo di General Manager del consorzio TAL, succedendo ad Alessio Lilli. Nel 2024 SIOT ha confermato il proprio ruolo strategico nella rete di approvvigionamento di greggio per Austria, Germania e Repubblica Ceca. Il trasporto tramite oleodotto
ha raggiunto i 40 milioni di tonnellate, più 8,3% rispetto al 2023, mentre al terminale marino di Trieste sono state sbarcate 40,2 milioni di tonnellate da 423 navi. I ricavi si attestano a 99,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 103,5 milioni dell'anno precedente, per effetto della riduzione delle tariffe di trasporto. Il margine operativo lordo è stato pari a 13,1 milioni, mentre il reddito operativo si è fermato a 3,7 milioni. Sono diminuiti i costi dei servizi, meno 921.000 euro, anche grazie a un'ottimizzazione delle fonti energetiche, mentre sono aumentati i costi per il personale, 15,9 milioni, in seguito a un incremento dell'organico salito a 140 unità. Nel corso dell'anno SIOT ha investito 45,8 milioni di euro in immobilizzazioni materiali, più del doppio rispetto al 2023. Tra i principali interventi figurano il rifacimento del terminale marino, la manutenzione straordinaria dei serbatoi e il progetto TAL Plus, che porterà la capacità dell'oleodotto a 7.500 metri cubi ora. Nessun infortunio è stato registrato durante l'anno. Nonostante le tensioni geopolitiche internazionali, l'impatto sul traffico verso il terminale marino è stato contenuto. Sul piano macroeconomico, SIOT ha dovuto confrontarsi con il calo del PIL tedesco, meno 0,2%, principale mercato di riferimento. È stata testata e l'esito è stato positivo la nuova struttura che consente alle persone disabili di fare il bagno in mare a Porto San Rocco. Per completare l'operazione ora si cerca un assistente alla balneazione. Primo test nella spiaggia di Porto San Rocco a Muggia per la struttura mobile che consentirà l'accesso al mare delle persone con disabilità. Si tratta del primo supporto avviato a Muggia con queste finalità ed era atteso da anni dal territorio. La strumentazione sarà a disposizione sul posto nel corso della giornata balneare e alla sera verrà riposta in un magazzino nelle vicinanze. Sarà sempre attivata alla presenza di un assistente alla balneazione. La persona potrà entrare in acqua attraverso una seduta che lentamente scorrerà sui binari fino a raggiungere il mare. Con lo stesso meccanismo poi rientrerà al punto di partenza una volta concluso il bagno. Soddisfatto il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, presente al test di prova. Si sta completando l'iter, ha spiegato. La struttura quindi è stata montata e provata con esito positivo e non resta, e qui sta l'appello, che trovare un bagnino che assista le persone durante le operazioni di utilizzo. Presentata quest'oggi al teatro, presentata alla stagione del Teatro Stabile Sloveno, però il set dell'appuntamento era il Museo della Guerra per la Pace. La cornice inusuale del Museo della Guerra per la Pace ha ospitato stamani la presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro Stabile Sloveno, una scelta in linea con lo slogan della stagione Anime inquiete, cioè che il tema della guerra, sia esso affrontato direttamente, sia esso affrontato sotto forma di metafora, è presente assai nel cartellone. Le produzioni e alcuni contenuti della stagione purtroppo parleranno anche di questa tematica che ci affligge giornalmente a livello di notizie, di informazioni e così via. Credo che questo programma, che è artisticamente molto vasto, è pieno di diversità, perché ci saranno artisti non solo locali ma anche europei, e quindi ci sarà questo filo conduttore dell'inquietudine di questo periodo. 6 sono gli appuntamenti che compongono l'abbonamento base. Si parte il 31 ottobre con La bottega del caffè di Goldoni. Seguono testi di Cyril Kosmak, Ariel Dorfman, Derek Benfield, Oton Zupancic, per chiudersi con un omaggio a Sretko Kosovel. Un'estrema varietà di storie e personaggi, ovvero le anime del titolo della stagione. Tutti gli esseri umani, tutti gli esseri viventi, comunque abbiamo un'anima che in un certo senso ci porta avanti, ma anche ci dà delle sofferenze, ci dà delle soddisfazioni nella vita, quindi anime che poi sono presenti anche, logicamente sono molto forti tante volte anche come personaggi teatrali, quindi anche questo sicuramente è un filo rosso che ci porterà avanti per tutta la stagione. Il cartellone è completato dai programmi a scelta, dalle proposte pomeridiane e dall'abbonamento per famiglie. Si aggiungono anche 2 eventi a Gorizia. Questo fra l'altro è l'ultimo cartellone che vede la firma di Daniel Malalan quale direttore artistico dello Stabile Sloveno. A breve verrà pubblicato un bando di selezione non vincolante per un nuovo direttore e speriamo di trovare qualcuno che sia quantomeno all'altezza
dell'attuale direttore, al quale porgo i miei più cordiali auguri per un futuro professionale più roseo possibile, e sperando che le nostre strade si possano reincrociare in futuro. Adesso possiamo incrociare la pubblicità per quanto ci riguarda, rimanete con noi, ci vediamo fra un po'. Torniamo ad occuparci del Consiglio Comunale dove ieri è ripresa la seduta del Consiglio in tema cabinovia. La telenovela consigliare sulla cabinovia torna con un nuovo episodio d'aula. Oggi la riunione del Consiglio Comunale si è di fatto ripresa con un copione consolidato. L'opposizione all'attacco e la maggioranza a schierarsi in difesa, che il catenaccio di Nereo Rocco, ripreso poi da Elenio Herrera, può solo spostarsi. Tanto che dopo iniziali frizioni il capogruppo dei Fratelli d'Italia Meddau prende il regolamento e indica il punto dove si specifica che gli interventi devono essere pertinenti. Effettivamente, leggendo il regolamento, l'articolo 46,5 prevede che le controdeduzioni devono essere affrontate, sì, ma devono essere affrontate in modo molto severo ed aderente, quindi devono parlare di quello che è la controdeduzione. Invece qui un po' si parlano dei massimi sistemi, di sondaggi, di articoli, insomma, quindi non penso che sia adatto. Non si muove dalla linea intrapresa all'inizio il fronte sinistro dell'Aula. Paolo Altin della lista Russo commenta quasi seccato la ripresa di questo tipo di lavori. Semplicemente noi non dovremmo essere qui oggi a discutere di cabinovia, avremmo dovuto dapprima interpellare la cittadinanza e poi, se non altro, aspettare il pronunciamento del TAR sui 5 giudizi pendenti. Potevamo aspettare il giudizio del TAR, nel frattempo fare ciò che l'ordinaria amministrazione della città richiede, le tariffe TARI, i debiti fuori bilancio, le variazioni di bilancio, e poi all'esito delle pronunce proseguire con i lavori della cabinovia. Il secchio di ghiaccio in una giornata calda lo rovescia il consigliere del PD Ukmar, che inizialmente ne ha per tutti, poi si svincola dalla marcatura della sua fronda politica con una dichiarazione che lo distingue dal coro dei compagni. E il centrosinistra risponde oggi sul giornale dicendo che l'unica alternativa sarebbe il tram sulle rive. Definisco questo modo di procedere del centrosinistra e del centrodestra un massimalismo vuoto e inconcludente, che non porta da nessuna parte, vuoto e inconcludente. Anche perché, scusate, il tram sulle rive non si capisce per andare dove e per portare chi. Quindi non sto parlando soltanto, parlo all'Aula e parlo anche al centrosinistra, un massimalismo vuoto e inconcludente, quindi politicamente inutile. Sei all'opposizione e dice la maggioranza o fai come dico io oppure niente, e poi c'è qualcuno del centrosinistra che però ritiene che forse bisognerebbe aprire un altro tipo di ragionamento e viene smentito, e va bene. Siccome io le battaglie per una cosa inutile, cioè il tram sulle rive, non la faccio, fino al voto di questa delibera non interverrò più. Facciano loro che sanno. Ubriaco in contromano in autostrada, la polizia stradale di Trieste è riuscita ad evitare la tragedia. Alla guida in autostrada, ubriaco e in contromano. Ecco le immagini shock del veicolo all'altezza della galleria di Montedoro. Poteva essere una tragedia, un pericolo per se stesso e per gli altri. Il grave fatto è avvenuto alle 4 del mattino di sabato 7 giugno. Alla guida dell'auto un ragazzo italiano di 31 anni. Per bloccarlo e scongiurare il pericolo è intervenuta la polizia stradale di Trieste. Tutto è partito da una segnalazione della sala operativa della Polizia Stradale di Udine che informava del veicolo in transito contromano in direzione Rabuiese. La Stradale di Trieste, intervenuta immediatamente, ha intercettato la macchina ferma sulla corsia in senso opposto alla giusta direzione di marcia. Il 31enne era semisvenuto, riverso sul volante. I poliziotti lo hanno identificato. Il giovane era in evidente stato di alterazione alcolica, come testimoniato dal test con l'etilometro. Una concentrazione altissima di alcol, 2,6 grammi per litro di sangue, una concentrazione talmente elevata che il ragazzo è sprofondato in uno stato di incoscienza. L'uomo è stato denunciato e il veicolo sequestrato. Il sindaco di Muggia Polidori ha illustrato lo stato dei lavori che interessano la volta del Fugnane, lavori che inizieranno tra luglio ed agosto. Siamo ormai a ridosso dell'inizio dei lavori che potrebbero cominciare verso fine luglio e inizio agosto. Per quanto riguarda tutta questa parte che partirà da Largo Caduti per arrivare praticamente fino all'incrocio di Via Mazzini con Via San Giovanni. Un intervento estremamente importante in emergenza
E dico subito che, per quanti si domanderanno, ma come mai si comincia a mettere mano al cantiere nel periodo estivo, quando c'è più traffico dovuto appunto all'estate, dovuto ai turisti e ai movimenti che ci sono? Perché non si può perdere nemmeno un giorno. Così il sindaco di Muggia Paolo Polidori ha spiegato lo stato dei lavori che interessano la volta del Fugnano, un cantiere molto complesso ma necessario. Le risorse derivano in parte dalla regione, in parte dal comune di Muggia. La viabilità sarà modificata di volta in volta. Durante l'estate, nella prima fase delle opere, il traffico comunque resterà invariato. Non si è perso un secondo uno per tutte le fasi, dallo studio agli interventi che sono stati fatti per le ispezioni che sono state fatte per vedere lo stato dell'arte sotto, alla progettazione, al reperimento dei fondi, che sarà un'operazione da 2.850.000 euro più 450.000 euro, perché una volta che apriremo i torrenti, la volta dei torrenti, sarà anche il problema dello smaltimento di tutto quello che si è accumulato nel corso dei decenni. Il cantiere complessivo partirà da Largo Caduti, avrà 7 fasi, una durata totale di 410 giorni. Poi un intervento molto importante sul quale però riusciremo in 7 fasi diverse di cantiere a mantenere aperta la viabilità. Ci saranno sicuramente dei disagi, ma questa è ovviamente, come potrete capire, è un'operazione, è un cantiere che non può essere rimandato, perché ne va della sicurezza dei cittadini. La Palinuro è attraccata davanti a Piazza Unità, si prepara a diventare palco d'eccezione per il concerto di domani sera con Elisa, Tananai, Jamie Tights e DJ Mace. È ormeggiata di fronte a Piazza Unità la nave scuola Palinuro, lo storico veliero della Marina Militare Italiana, che in questi giorni regala a cittadini e turisti un colpo d'occhio suggestivo nel cuore del centro triestino. Con i suoi alberi maestosi e la possibilità di salire a bordo per visite guidate, la Palinuro rappresenta un affascinante esempio di tradizione navale ancora viva. La sua presenza in città anticipa una serata speciale, prevista per venerdì 27 giugno, quando la nave diventerà un vero e proprio palco galleggiante per la rassegna musicale Tramonti a Nord-Est, promossa dalla regione Friuli Venezia Giulia. Un evento gratuito e aperto a tutti, che vedrà salire sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. Elisa, che in qualche modo gioca in casa, Tananai, Jamie Tights e DJ Mace, per un concerto unico sia per l'atmosfera che per la scenografia naturale del Golfo di Trieste. Realizzato in collaborazione con la Marina Militare Italiana, l'appuntamento unirà spettacolo, cultura e valorizzazione del patrimonio marittimo, offrendo alla città un'esperienza capace di fondere musica, storia e identità locale. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 17.55 con Trieste in diretta e quello delle 21.10 con Ring e logicamente il telegiornale delle 17.30. Buon pomeriggio, a più tardi.